2 giorni di allerta meteo hanno fatto sì che per la prima volta ad Agrigento, come ci hanno detto gli addetti ai lavori, i cimiteri della città vengono chiusi nelle festività dei morti. Tante le lamentele che abbiamo registrato a Bonamorone, sia da parte di chi viene da paesi lontani, come la Germania, per vedere i suoi cari, sia per chi lavora nel settore che ha visto e venduti tanti fiori acquistati per l'occasione. Siamo incivili e nessuno che va al comune a lamentarsi. Ma è un'emergenza regionale, l'ordinativo è della protezione civile. Ma io posso capire che è un'emergenza regionale, però questo cimitero, e specialmente Piano Carta, penso che non abbiano problemi così impellenti di qualche pericolo. Lì dice che vengono dalla Germania. Siamo venuti dalla Germania apposta per andare al cimitero da mio papà e dai nostri parenti e ora non possiamo entrare. Quindi dovete aspettare, ma quando pare No, forse... dobbiamo partire adesso, non ci possiamo andare, dobbiamo partire. Forse anche domani ci sarà Non possiamo l'allertamento. aspettare fino a domani. Abbiamo noi. impegni, In Germania. Andare a lavorare. Sì, ma poi avete visto che è successo ieri notte? Hanno chiuso l'Addolorata, ma sta città da dove... È caduto un masso. E vabbè, perché stamattina in emergenza non lo toglievano? Quindi lei ritorna, diciamo, senza aver fatto il proprio... Sì. Fatto più di 2000 chilometri dalla Germania e ora non possiamo entrare. Neanche hanno detto ieri 30 secondi. Non hanno detto non possiamo Nessuna andare. eccezione. Dico. No. Siamo venuti presso un commerciante qui a Bonamorone anche per sapere un po', chiaramente anche loro hanno avuto dei grossi danni a causa di questo allerta meteo, vero? Sì, molti danni. Abbiamo acquistato la merce prima per il giorno 1 e il giorno 2. Dico, la pioggia c'è stata, un po' di pioggia c'è stata, ma vento forte non se n'è visto e molte persone sono scese e ritornate indietro per questo sistema che è successo per questo allerta meteo. Non vedo molto vento, se lei fa la prova lì può vedere il cimitero, vede che non c'è molto vento, c'è solo un po' di pioggia, forse si potrebbe evitare qualche cosa, non lo so. Il caso il danno è stato notevole, diciamo. Vediamo che qui tutti i fiori inevasi, venduti. Il giorno 2 non era mai successo chiudere. Comunque questo mese è stato già un mese che c'è stato 5 giorni di allerta meteo, 5 giorni chiusi siamo stati questo mese. Il danno all'economia è importante, giusto se lavoriamo molte persone. Forse anche domani c'è allerta meteo. Pure domani dicono? Così. Speriamo di no, io so che porta pioggia, però spero che magari il cimitero sia chiuso. Non lo so, magari la gente anche che piove potrebbe entrare con l'ombrello, guardarsi un po' con loro stessi. Dico se si potrebbe evitare per lavorare tutti.